Quello che stiamo vedendo adesso in Ucraina è sicuramente la cosa più lontana dal buon senso che poteva esserci per risolvere dei problemi che sicuramente ci sono. Il Consiglio regionale condanna con voto bipartisan l'invasione russa dell'Ucraina. Appena fuori dall'aula, sui tabelloni che a Palazzo Ferrofini ripercorrono la storia della regione Veneto a 50 anni dalla fondazione, appare anche la fotografia di una visita di Mikhail Gorbaciov a Venezia poco dopo il crollo dell'Unione Sovietica. All'epoca nessuno avrebbe potuto immaginare che 30 anni dopo ci si sarebbe trovati di fronte ad una delle crisi più profonde tra l'Occidente e la Russia. Probabilmente stiamo vivendo una conseguenza di quello che avvenne nel 91 con la caduta del muro di Berlino e la dissoluzione del patto di Varsavia. Molte cose non risolte in quel momento probabilmente ce le siamo portati fino ai nostri giorni. Ciambetti ricorda ad esempio come a fine gennaio, e citando proprio la Costituzione italiana, si fosse fatta largo la proposta di un Donbass, provincia autonoma dell'Ucraina, sul modello dell'Alto Adige. Le regioni a maggioranza russofona hanno situazioni diverse da quelle di Leopoli vicino alla Polonia, quindi è un territorio molto esteso, molto grande, con realtà molto diverse da una parte all'altra. Non è alimentando la guerra, non è secondo me portando le armi che si vanno invece a spingere i colloqui di pace e a portare, ripeto, un po' di buonsenso in un posto dove adesso non ce n'è assolutamente.